dimentica le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali. Spiriti liberi, ovunque state voi, fatevi vivi, manifestatevi. Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! Si è appena concluso un momento molto emozionante e intenso, un momento di conclusione ma che è anche un momento di inizio. Infatti oggi abbiamo avuto ospiti presso il plesso Quasimodo della di Guardo Quasimodo di Catania, diverse persone provenienti da diverse parti del mondo. Infatti oggi si è concluso il progetto Costruiamo una rete di pace a valere sui fondi PON finanziati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con Indire e con la Regione Sicilia. Un progetto che ha come fulcro importantissimo la pace. Infatti, insieme ad alcune scuole della Giordania ed alcune scuole della Tunisia abbiamo cercato di mettere a frutto gli insegnamenti che provengono da Living Peace International per poter creare una rete fattiva di pace, una rete che ci permetta di educare i nostri alunni a diventare dei cittadini responsabili, autonomi, solidali soprattutto, perché la pace è una responsabilità di tutti e di ognuno. La pace si fa non attraverso le parole, ma attraverso i gesti quotidiani e i semplici gesti possono aiutare a creare e a far crescere la pace. Oggi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci sia fra persone addette ai lavori, quindi dirigenti, docenti, ma anche con cittadini comuni. Questo incontro è stato anche ripreso in streaming e ha dato la possibilità ai nostri partner tunisini e giordani che non sono potuti essere tutti qua di partecipare e di essere in contatto con noi. Come dicevo prima, è stata la conclusione di un progetto ministeriale, ma non è la conclusione reale perché noi andremo avanti nel creare e nel continuare a proporre la pace per farla crescere ai nostri alunni.